E allora abbiamo raccolto la lavanda, così iniziamo a scoprire come si fa a lavorarla, perché molto spesso succede che andiamo a comprare l'olio essenziale di lavanda, lo prendiamo, io per prima, e non sto a pensare a tutta la lavorazione che sta dietro per produrre quelle poche gocce che alle volte, in particolari casi, costano quasi come andare da bulgari, ma la ragione c'è e adesso Sauro vi spiega qual è. Questo è un piccolo distillatore che ci permette di estrarre quel profumo, quell'olio essenziale tanto prezioso delle piante e dalle piante, perché possiamo distillare l'olio essenziale dalla lavanda, ma da tante altre specie ancora. Tutte quelle specie profumate che troviamo in giro, in natura, ci possono in qualche modo dare un olio, un profumo, chiamiamolo olio essenziale correttamente, e in alcuni casi possiamo sfruttare questa apparecchiatura, questa strumenti rudimentali, perché il loro impiego risale ancora a secoli e secoli passati, ma molto importanti e molto utili. Sono distillatori. Questo è un distillatore che funziona a fuoco diretto in corrente di vapore ed è così formato da una pentola. Immaginiamo una pentola da cucina molto più grande, da campeggio, da campo, siamo in tanti in casa a mangiare, quindi può andare benissimo. All'interno della quale abbiamo messo un cestello, qui si vede abbastanza bene, un tipo scolapasta molto grande, forato sotto, e la caratteristica di questo distillatore è di avere un piedistallo sotto che ha il compito, la funzione di tenere separata la pianta dall'acqua, perché metteremo adesso dell'acqua dentro al nostro pentolone, ma l'acqua non arriverà al cestello, dovrà stare sotto, in modo da non bagnare la pianta e da distribuire il vapore sulla superficie inferiore del nostro cestello e venire poi ben distribuita a contatto con la pianta. E allora noi iniziamo, lasciamo Sauro a preparare questo marchingegno, non è un marchingegno, però assomiglia tanto, almeno non so se avete mai visto il cartone animato La spada nella roccia, no? Quando Mago Merlino, Maga Magò, anzi Maga Magò ha il suo pentolone, ecco, a me lo ricorda tanto. Ora Sauro sta versando l'acqua. Voi dovreste sentire che profumo che si sente qua, perché alle mie spalle c'è la lavanda che abbiamo raccolto, il lavandino. Ecco qua, l'acqua si vede, non è ancora arrivata al livello del cestello, rimane sotto. A questo punto possiamo caricare la nostra pianta, mettere il nostro fiorellino di lavanda. Pronti con la lavanda? Io seguo. Perché voi non lo sapete, i miei telespettatori non lo sanno, Sauro, ma io da ragazzina volevo fare l'erborista ma alle scuole elementari, che tutte le mie compagne volevano fare le maestre, volevano fare le parrucchiere, volevano fare, e io volevo fare l'erborista perché immaginavo proprio queste scene qua. Cosa stai facendo ora? Il microfono, le faccio mettere a posto faccio la lavanda. io. Che meraviglia! Finalmente. Distribuito per bene da varie parti, rompendo, spezzettando un pochettino in modo che tutto venga ben distribuito sul fondo della Sono arrivata sulla a pentola. 40 anni, ma alla fine, anzi non ancora, ma alla fine ce l'ho fatta a realizzare il mio sogno di erborista. Come vado? Come vado? Bene? Cerchiamo di fare in modo che tutto venga schiacciato per riuscire poi a coprire. Opla. Niente. Sto per smontare tutto, ha resistito anni, tutto questo macchinale, sono arrivata io, l'abbiamo ucciso. Per i telespettatori sarà un po' difficoltoso sentire il profumo, ma qui c'è un profumo Meraviglioso. intensissimo. Abbiamo chiuso tutti i fori, tutto ben distribuito. Adesso procediamo alla chiusura del nostro cestello. La guarnizione che è importante affinché non esca il vapore. Guardate che cosa meravigliosa, è interessantissimo. Quest'anno sarà veramente una scoperta continua con Diffusion. Perché siamo partiti dalla lavanda, ma voi non avete un'idea. Qua ci sono circa 300 piante officinali, vero? Sono un po' più di 450 specie diverse che si alternano durante l'arco dell'anno nella loro fioritura e nel loro sviluppo. Ovviamente tutte è impossibile vederle in un solo momento perché sono stagionali, hanno cicli Abbiamo vegetativi quasi un differenti. anno a nostra disposizione, abbiamo voglia.
Si chiude il pentolone. Così. Ecco, perfetto. Vediamo, fissiamo. Questo è scappato. Non vuole star dentro. Il dito dell'erborista mancava. Perfetto, accendo. È bellissimo, è molto molto affascinante secondo me, anche perché poi io mi ricordo che quando ero un po' più giovane lessi questo libro sulla storia del profumo Chanel numero 5 e era raccontato che venivano fatte da una particolare rosa così pochi millilitri, micromillilitri, se esiste come unità di misura, di essenza, poteva essere raccolta solo di notte in determinati mesi dell'anno, solo a Grasse cresceva. Una tragedia, quel profumo costava, e non era Chanel numero 5 in realtà, o era un'essenza di Chanel numero 5, costava quanto 4 rate del mutuo di un superattico a Manhattan. Consideravo che per la rosa questo distillatore non va bene per estrarre il profumo, o meglio l'essenza, perché le rose si estraggono le loro essenze, i loro profumi con altre tecniche, con altri strumenti. L'enflorage, che era un'altra tecnica per estrarre i profumi, non impiega questo distillatore, ma impiega il grasso. E quindi è un procedimento molto più lungo, più complesso. La resa è bassissima, curioso ma non fattibile facilmente. Adesso inizierà a scaldarsi l'acqua, fra un po' bollirà, e appena ha iniziato il bollore ad evaporare l'acqua, noteremo che il profumo, i profumi, l'essenza, il vapore sale, perché il vapore, venendo a contatto con i fiorellini, con la pianta, i fiori in particolare, rompe le cellule, i tessuti, e fa volatilizzare le molecole, le essenze, o meglio le molecole, le sostanze chimiche che sono contenute nella pianta. Sono fenoli, sono terpeni, sono aldeidi, sono alcoli, hanno composizioni chimiche differenti, e al contatto con le temperature elevate volatilizzano, quindi salgono assieme al vapore acqueo, e poi qui, ad aprire l'acqua di raffreddamento, si condensano a contatto col freddo, perché qui dentro circolerà acqua fredda, acqua di raffreddamento, condensano, un po' come succede nell'atmosfera con le nuvole, il vapore, le correnti diverse che vengono a contatto fra di loro, formano delle nuvole, e poi precipitano col freddo, scendono sotto forma di goccioline, inizia a piovere, viene il temporale qui dentro, scendono sotto forma di goccioline, e qui le vedremo depositarsi, acqua e olio. L'olio ha una densità diversa da quella dell'acqua, è minore, e galleggia sopra, e fra un po' lo vedremo. Adesso procediamo con alcuni altri piccoli interventi per completare la preparazione. Aggiungo dell'acqua. Serve sempre aggiungere dell'acqua, anch'io quando faccio il ragù gli metto sempre un po' d'acqua, un po' di vino, è l'acqua fredda. Il percorso ai telespettatori del nostro vapore, del nostro olio essenziale e vapore acqueo, viene a contatto con questa colonna che ho sulla mano sinistra, che è attraversata da acqua fredda, e qui condensa sotto forma di goccioline. Il percorso del vapore è quello che vediamo adesso. Questa che chiamiamo serpentino di raffreddamento, questo alambicco, è fatto in modo particolare per questi oli essenziali, perché il vapore che sale qui condensa, scende sotto forma di goccioline, e vedete qui c'è una doppia camera. Adesso ho lasciato vuoto perché si vede ancora meglio. C'è una doppia camera, un tubicino interno nel quale si depositeranno l'olio e l'acqua profumata, l'acqua aromatica. Abbiamo detto l'acqua aromatica più pesante, galleggerà sotto. Inoltre è stato aggiunto un tubicino, questo, che sfrutta il principio dei vasi comunicanti, un principio fisico per il quale l'acqua può, man mano che viene condensata, ritornare dentro al pentolone e essere ridistillata. Quindi a lungo, come nei radiatori delle auto, possiamo girare, avere il raffreddamento senza il rischio di rimanere a secco di acqua. E se viene ridistillata abbiamo un concentrato maggiore di... Riportiamo altra acqua nel pentolone, che ci permetterà di ricontinuare il nostro processo estrattivo. Per avere un distillato di quelli classici di oli essenziali di alcuni millilitri di lavanda, quanta lavanda occorre? Quanto tempo deve stare qui a bollire? Se bolle? Beh, servono sicuramente da 1 a 2 distillate, a seconda della cultiva, della varietà di lavanda che andiamo a utilizzare. Una distillazione ha una durata differente a seconda del distillatore, ma a seconda del materiale che mettiamo all'interno.
mediamente una distillazione completa si effettua nell'arco di mezz'ora, 3/4 d'ora per questi distillatori piccolini che abbiamo qui. Abbiamo degli altri distillatori molto più grandi, alcuni impiegano mezz'ora tonda, 40 minuti, altri impiegano anche 1 ora e mezza, 2 ore. Dipende dal carico, dipende dal tipo di pianta e dalle altre varie condizioni che si fanno. Aggiungiamo un termometro che manca, Il che termometro. ci permette di controllare la temperatura. Ci muoviamo un po' che è di qua. Eccolo qua. E questo è uno strumento importante, utile soprattutto per verificare l'andamento del nostro processo di distillazione. E ora faccio entrare l'acqua di raffreddamento, che ha un percorso curioso. Come è stato studiato, l'acqua di raffreddamento è in controcorrente rispetto al percorso del vapore. Il vapore segue questo percorso, quindi sale. Questa zona viene qui raffreddato e qui si separa definitivamente. L'acqua di raffreddamento invece fa il percorso opposto, dove l'acqua e l'olio si separano definitivamente, entra, ed è questa zona qui dove il freddo deve essere maggiore. Poi sale da questo tubicino, entra in questo cilindro e qui, anche se ha una temperatura maggiore di 10 gradi in più, non ha importanza, perché lo sbalzo termico, 100 gradi, 99 gradi del vapore, e l'acqua, anche fosse solo 60 gradi, permette di far avvenire la condensazione, il famoso temporale che andremo a vedere, e fare gocciolare il nostro vapore. Che cosa fascinosa. Adesso ho capito perché durante il proibizionismo c'erano quelli che distillavano il whisky da soli. Ma mica perché se lo bevevano o lo vendevano, ma solo perché per il gusto di fare tutti questi Ecco, ciappetti. vediamo arrivare l'acqua che sale, ecco che riempie la camera esterna, il doppio tubicino che avevamo visto prima, sale ancora, molto rapidamente, molto velocemente. Il passaggio di raffreddamento deve essere immediato, rapido, per il vapore, e quindi anche il nostro olio essenziale dovrà formarsi rapidamente, separarsi dall'acqua molto velocemente. E adesso aspettiamo ancora qualche minuti. istante e poi vediamo il temporale, il vapore che sale, arriva su, più o meno ho capito anch'io, qua si raffredda, qua incontra l'acqua fredda che è dentro a questa capsula interna, chiamiamola. L'incontro dei due provoca il temporale, dal temporale scendono giù le goccioline di acqua distillata e di olio che rimangono separate, e poi scopriremo come si andrà avanti nella procedura. Abbiate un po' di pazienza, ci vuole pazienza per avere l'olio essenziale. Andiamo a preparare una pasta corta con la lavanda. Abbiamo parlato appunto finora di lavanda e quindi andiamo a preparare nell'acqua bollente, mettiamo un po' di sale e andiamo a preparare in questo caso dei gnocchetti di semola. Li lasciamo bollire per quei 10 minuti classici e poi andiamo a preparare in una padella il condimento. Il condimento in questo caso verrà preparato con molto semplicemente fiori eduli, lavanda e un pochino di burro. Sciogliamo un pochino di burro in una padella. Per dare maggiore sapore alla nostra pasta, nell'acqua di cottura andiamo ad inserire alcune spighe di lavanda. Una volta raggiunta la cottura, andremo a scolare la nostra pasta. Trattenendo comunque un pochino di acqua di cottura. Andremo poi a buttare la pasta nel nostro burro. Lasceremo assorbire l'acqua unendo a questo punto alcuni petali di fiore eduli e un pochino di sgranato di lavanda fresco.
Una volta ristretto il sugo, la pasta è pronta per impiattare. Un piatto rapido e veloce, ma con un sapore deciso e intenso. Ecco qua. E allora avete avuto pazienza, siete stati premiati, io assieme a voi, perché lo vedete qua, è iniziato ad uscire il nostro olio essenziale purissimo di lavanda. Sotto c'è l'acqua, come ci ha spiegato Sauro poco fa. E adesso che cosa succede? Vedo che hai una boccettina. Sì, ho una bottiglietta in mano, diciamo che la quantità di olio essenziale è quasi arrivata, la nostra produzione più o meno è questa, quindi questa parte opaca di densità diversa dall'acqua è il nostro olio essenziale, il nostro profumo di lavanda, ma più correttamente essenza di lavanda. Quella sotto a questo punto si vede che non è l'acqua più limpida come inizialmente era, si vede la differenza anche in questa parte sotto, questa potremmo chiamarla acqua aromatica. Ah, allora questa che vediamo, no? È quella che magari ci vendono in profumeria come acqua profumata, che possiamo definire tra virgolette lo scarto di lavorazione dell'olio essenziale? È la parte, più che scarto, è la parte di separazione, il mezzo che ha estratto il profumo e che si è separato dall'olio essenziale. Quindi in qualche modo è profumata, profumo più o meno piacevole, soggettivo, dipende dai gusti sicuramente, ed è quindi quella che viene chiamata acqua aromatica. In altri casi potrebbe essere l'acqua di rosa per la rosa, ma sono con profumazioni differenti, molto diverse fra di loro. A questo punto potremmo dire che la distillazione è completata e procediamo alla separazione, quindi all'estrazione del nostro olio, del nostro profumo. Pronti? Prima l'acqua. Questa la mettiamo sotto e vediamo che esce l'acqua, scende l'olio e l'acqua insieme. Se vogliamo misurare gli ml ottenuti dalla nostra distillazione sono quasi 5 ml di olio essenziale. Per tutta quella lavanda che abbiamo preso prima. Esatto. Scende insieme, un po' di olio rimane attaccato alle pareti, ma poi scenderà pian pianino. In questo modo vediamo che comunque l'olio è sempre perfettamente separato dall'acqua, l'essenza non si miscela assolutamente con l'acqua. Questo è ovvio, comunque. Poi ora che è entrato nella bolla si è distribuito e quasi scomparsa, ma fra un pochettino tornerà a farsi vedere per bene. Adesso è importante non far scendere anche l'olio con l'acqua, quindi attenzione. Tolgo. Lo vedete? È lì a galleggio il nostro olio ha un colore un pochino più opaco rispetto a quello dell'acqua. Ci siamo. Ecco qua, adesso c'è solamente olio essenziale. A questo punto Il mio primo olio essenziale, l'ho fatto io, mettiamo in questo flaconcino. Ed ecco qua, imbottigliato, pronto per essere utilizzato, o quasi pronto per essere utilizzato, perché il profumo subito adesso non sarà gradevole. Un po' come molti vini deve migliorare col tempo, quindi fra qualche mese la sua profumazione sarà migliore, il suo aroma sarà molto più gradevole e soprattutto da usare in profumeria come aroma per gli ambienti. Nel frattempo potremo già utilizzarlo ad esempio per una puntura di zanzare, per lenire il prurito. Come mi hanno pizzicate, mi hanno pizzicata. Adesso io provo. Vi dico se funziona il mio olio. Qua. Dov'è il mio cameraman? Giovanni, ecco qui. Qua. Buono però il profumo. Un po' erbaceo, particolare.
questo olio, ad esempio, ogni volta che si appunti da una zanzara, da una vespa, da un altro insetto, può servire per frizionare le nire, si friziona ovviamente sulla pelle, sulla puntura, e lenisce il prurito, il bruciore e tante volte evita anche il gonfiore. Allora, andiamo qua perché prima di chiudere la nostra prima tappa qui all'orto botanico di Casola Valsenio, vediamo tutto questo parterre de roi, tutta questa esposizione di lavanda, olio essenziale, fiori di lavanda, e questi sono i sacchettini profumati per gli armadi. Concentriamoci, diciamo, sui possibili usi dell'olio essenziale. L'olio essenziale ha varie applicazioni, quello principale è quello cosmetico, che almeno si usa in grande quantità, ma può avere un impiego anche farmaceutico, fitoterapico, con applicazioni diverse. Molta attenzione per questo impiego, perché è sempre bene consigliarsi con un medico, con un farmacista, per la sua applicazione. Per uso esterno più semplice, per uso interno con molta attenzione. Contengono principi attivi, potrebbero essere farmaci, ma soprattutto vanno usati in modica quantità, in giusto rapporto, perché può diventare anche tossico, può irritare. Tant'è vero che se avviciniamo questa essenza che abbiamo appena distillato alle narici, ci brucerà un pochettino la narice, darà questa breve sensazione di leggero bruciore. Possiamo usarlo per profumare ambienti, locali, questo va benissimo, sia l'olio essenziale aggiunto al fiorino di lavanda, oppure il solo fiore di lavanda che stropicciato, strofinato o messo nella biancheria diffonde il suo profumo agli abiti, e soprattutto, come dicevano le nostre nonne, questo profumo intenso e la canfora che è presente nell'olio essenziale tiene lontano le tarme dai mobili e dalla biancheria, dall'abbigliamento. Oppure ancora possiamo impiegarlo ad esempio in agricoltura, perché no? Qualche goccia d'olio essenziale miscelato in una miscela con dell'olio e dell'acqua può servire come fungicida per combattere, controllare o prevenire alcuni attacchi fungini, e l'abbiamo sperimentato, utilizzato diverse volte. Le applicazioni in cucina, nell'alimentazione, forse noi facciamo un po' fatica se non qualche fiorellino a impiegarlo per cultura nostra, ma in tante altre regioni, in altre nazioni la usano molto più frequentemente di noi. E allora, grazie a Sauro, grazie a voi, avete visto, abbiamo scoperto tutti i segreti della lavanda, abbiamo scoperto come coltivarla, abbiamo scoperto come si distilla. Io non avevo mai visto niente del genere, immagino che anche buona parte di voi non avessero mai visto un processo di distillazione così affascinante, almeno dal mio punto di vista, come quello che ci ha mostrato Sauro poco fa. E abbiamo scoperto che gli oli essenziali di lavanda hanno tantissimi impieghi, da quello cosmetico, che è il più famoso, fino a quello farmacoterapico, anche in cucina, perché no? Provate, non si sa mai, no? I provenzali, i francesi lo usano, potremmo provare anche noi romagnoli, tutto sommato. E poi non dimenticate, se vi pizzica una zanzara, olio essenziale di lavanda, posso garantire che in effetti non pizzica più. E allora grazie per essere stati con me, ci ritroviamo sempre qua a Casola Valsenio per tutto quest'anno assieme, io e Sauro. Ciao! E allora grazie per essere arrivati fino a qui, avete visto quanto sono interessanti le proprietà della lavanda, e dire che noi pensavamo che al massimo si potesse usare per fare i sacchettini profuma biancheria, ma così evidentemente non è. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, ma vi ricordo l'appuntamento di domani, davvero interessante, perché inizia un nuovo ciclo, potremmo definirlo da tecnici, se non fosse che la persona che ci spiegherà tutti i segreti delle nuove tecnologie è una persona che pensa realmente a fare in modo che tutto quello che sembra più complicato diventi invece semplice. Lui è il nostro amico Giuseppe Valentino e iniziamo con lui il percorso di iLife. Dunque, domani parleremo di Lux e Lumen. Ci sarà una rubrica che vi spiegherà come realizzare un adattatore terrestre e poi scopriremo anche chi è Tesla. Vi manca qualcosa? Io direi di essere a posto. A domani, non mancate!